Va ora in onda Largo ai bambini, educazione e dintorni. Dove c'è un bambino, c'è un'intera società, con Francesca Corbella. Forse sono Francesca, già in te la linea. onda. Ecco, sono in onda. Buonasera a tutti, bentrovati. Spero abbiate passato dei buoni giorni di Pasqua. Adesso c'è il 25 aprile, quindi da domani, oggi è un giorno di lavoro e da domani siamo ancora in vacanza. Lo dico ricordandoci a tutti, a me compresa, che il 25 aprile non è la festa del PD, come vorrebbero farci credere con il loro battage autopromozionale. Non è la festa dell'ANPI, come vorrebbero far passare quei 4 cariatidi dell'ANPI, perché la liberazione il 25 aprile del 45, che poi andò dal 23, 24, 25 aprile, anche forse oltre, fu ad opera di tanti soggetti resistenti, quindi non solo partigiani comunisti, ma civili, anche militari che si erano riorganizzati, forze cattoliche, tantissime, ne fu ad opera dei soli americani, altra cosa che ci viene propinata puntualmente, no? Gli americani, tra l'altro, durante la guerra per sconfiggere i nazifascisti morirono in 380.000 e i sovietici in 28 milioni. Ecco, non so se rendo l'idea. Ma chiudo subito questa parentesi, era solo per farvi gli auguri, perché comunque domani è una giornata importante per tutti noi, quindi la voglio ricordare. Ma veniamo a bomba sull'argomento di oggi, che è di tutt'altra natura: affido congiunto. È stato depositato un disegno di legge sulla bigenitorialità, quindi sull'affido congiunto e sul collocamento dei figli minori in caso di separazione, dal senatore Alberto Balboni di Fratelli d'Italia. Una proposta che contiene alcuni aspetti innovativi e anche diciamo connotati da attenzione verso i minori, ma anche dei presupposti piuttosto controversi, piuttosto teorici, diciamo così, che rischiano proprio di andare negli aspetti pratici, attuativi, rischiano di andare a ledere la stessa prole, gli stessi bambini a cui si riferiscono. C'è in particolare l'idea di sorpassare il concetto di residenza abituale o di domicilio abituale del minore in favore di un doppio domicilio condiviso al 50% con i 2 genitori. Diciamo che il collocamento paritario già esiste, ma di regola non viene adottato proprio perché comporta delle difficoltà organizzative e pratiche legate al fatto che il minore deve poter continuare ad avere una vita stabile, mantenere le proprie abitudini il più possibile, soprattutto per quanto riguarda la vicinanza degli affetti, della scuola, della palestra, dei nonni. Ecco, invece con la riforma, secondo questo nuovo DDL, il collocamento su base paritaria tra i 2 genitori diventerebbe una nuova regola, e io li chiamo i bambini con la valigia, che stanno una settimana da uno e una settimana dall'altro. Quindi senza dubbio si va a tutelare in maniera efficace la bigenitorialità, soprattutto tutelare la figura paterna, permettendo ai minori di avere lo stesso tempo a disposizione per un genitore e per l'altro, ma questo comporterebbe anche degli spostamenti eccessivi, soprattutto nel caso di bambini molto piccoli, e dopo andiamo a vedere in dettaglio. Questo DDL comporterebbe anche l'addio all'assegno di mantenimento, che non è previsto nei casi di collocamento paritario, proprio perché entrambi i genitori assolvono alle necessità dei figli in modo paritetico e diretto. Ma questa è una china pericolosissima, è una follia questo, mettere il dito sull'assegno di mantenimento, perché nel caso proprio pratico
va a finire che un genitore dà di più e un genitore dà di meno. Il genitore nel tempo mamma il bambino va a nuoto, nel tempo papà non ci va, nel tempo mamma va in vacanza, e questi sono tutti costi. Nel tempo mamma si vanno a comprare le scarpe nuove, nel tempo papà no, perché magari capita nel weekend e quindi non si va a fare questo. Ecco, ci sono una serie di circostanze che vanno analizzate da caso a caso, perché altrimenti va a finire che una mamma che ha con sé il bambino nel momento in cui occorre fare le spese, tipica spesa per esempio che tocca sempre alle mamme, sono le festine dei vari compleanni dei vari bambini, e questo non sembra ma è un costo, e quindi tutta una serie di cose che alla fine vanno a creare una disparità, vanno a creare delle difficoltà decisionali, va a farsi benedire l'accordo che già è estremamente precario, perché se erano così d'amore d'accordo i due non si separavano, ricordiamoci sempre di questo elemento, e quindi va a incrinare, rischia di andare ad incrinare quell'accordo sottile appeso a un filo che ci può tuttavia stare se i due sono sensati e sono equilibrati. Con tutti questi se non si può fare una legge e dire tu cura, addio all'assegno di mantenimento perché il bambino sta metà tempo da uno e metà tempo dall'altro. Vanno a litigare questi due, quindi attenzione. Ecco, inoltre questo rischia di mettere i figli in condizione di avere due tenori di vita completamente diversi, accrescendo quindi delle problematiche preesistenti nella vita coniugale, ma che si acuiscono tantissimo durante una separazione, perché i due si separano perché non hanno una visione comune. Uno va in discoteca fino alle 3 di notte, l'altro invece vuole alzarsi alla mattina alle 7 per andare a camminare in montagna. Capite che i tenori di vita, anche dal punto di vista culturale, come ho appena detto, ma anche economico, uno spande per andare fuori a cena tutte le sere, l'altro invece magari cucina la pasta asciutta a casa, quindi sono due tenori di vita anche economicamente parlando differenti. Uno vuole spendere tutto, l'altro vuole tenere via per i figli un domani. Quindi ecco, delle problematiche di questo tipo. Anche con il collocamento prevalente, cioè di più a casa di uno, questo si sente chiaramente, ma effettivamente è meno evidente, e soprattutto il genitore non collocatario va ad adeguarsi un pochino, è portato ad adeguarsi un pochino. Allora, c'è poi il rischio che queste regole di paritarismo risultino troppo rigide, quindi bambino con la valigia, quindi sempre costretto al venerdì a traslocare. Ho conosciuto due genitori che il padre non voleva comprare i vestiti per il bambino che andava in trasferta una settimana sì, una settimana no. Quindi il bambino era costretto a farsi la valigia e a portare i vestitini avanti e indietro. Non solo, ma questo padre, faccio solo un esempio pratico di tanti che ho sentito di questo genere, molto spesso sbilanciati a sfavore della madre. Quando il bambino tornava a casa alla fine della settimana si riportava la valigia con tutto da lavare e da stirare a carico della madre, e questo chiaramente faceva litigare i due. Quindi vanno plasmate queste regole sulla situazione specifica del minore, non vanno sancite come legge rigida, perché appunto l'equità o piuttosto che la parità o l'uguaglianza non sono divisioni matematiche, non sono divisibili matematicamente. La garante per l'infanzia Marina Terragni, che io stimo, ho fatto diverse trasmissioni su suoi interventi, su questo DDL si è espressa così brevemente, leggo un virgolettato. Questo disegno di legge sembra tutelare più i diritti dei genitori che quelli dei figli. Scusate, dei figli. Il rischio è quello di imporre al minore due vite parallele, quindi una schizofrenia, tra l'altro, educativa, e un'eccessiva discontinuità affettiva, soprattutto nei primi anni di vita. Allora, il fatto che la piena bigenitorialità non sia considerata sulla base dell'età
del bambino, che non siano differenziate le regole pensate dal legislatore, le regole sul collocamento, sul diritto di visita in base all'età del bambino, è molto grave, perché non va tralasciato questo punto, è fondamentale, perché se fino ai 3 anni il bambino deve stare con sua madre, e sottolineo deve, perché la natura fa le cose per bene e ha stabilito che la parte accudente, la parte di educazione primaria nel nido, e per educazione non intendo le regole del buon comportamento, ma intendo l'affettività, intendo l'ascolto, intendo la risposta ai bisogni primari. Su questo punto la natura ha stabilito che fossero le madri, perché la madre ha concepito il bambino, la madre l'ha tenuto nel suo ventre per 9 mesi, e quindi i primi anni, dove si crea fortemente l'attaccamento, che è una condizione di equilibrio per tutta la vita successiva, i primi 3 anni sono deputati al ruolo materno, e non si può ignorare questo. Un legislatore che vuole occuparsi di prima infanzia non può ignorare questo elemento. Dopo i 3 anni, vedasi dopo i 6, perché ci sono anche qua degli spostamenti nella cronologia evolutiva delle persone, degli individui, dopo i 3 anni barra 6, i padri possono entrare fortemente in gioco, perlomeno entrano fortemente in gioco in modo naturale, e a loro è deputata la seconda fase della crescita del bambino. Quindi qua si può anche pensare a una bigenitorialità, quindi si può stabilire una legge che si regoli fino a un certo punto dell'età del bambino e poi cambi la regola del collocamento o della condivisione dell'accudimento. Quindi va pensato con molta cura, proprio per non penalizzare i figli in situazioni particolari e particolarmente delicate sia delle loro necessità individuali che della loro fase evolutiva. Quindi quando il bambino è molto piccolo non si può pensare a periodi di collocamento troppo estesi e troppo condivisi in modo paritetico, perché escluderebbero alcuni fattori. In questo DDL si sottolinea il diritto dei genitori, si va a sottolineare di più il diritto dei genitori e meno quello del bambino, che invece è stato oggetto di riforme precedenti molto importanti, come la legge 54 del 2006, proprio sull'affido condiviso, che implicava la collaborazione decisionale anche per le coppie non sposate, quindi sanciva l'affido legittimo anche per le coppie non sposate, sottolineando soprattutto la tutela dei minori. Poi c'è stata la legge di riforma del diritto di famiglia, altra legge importantissima, la 2019 del 2012, che aveva introdotto l'unificazione dei diritti dei figli tra figli legittimi, quindi quelli di coppia sposata, e i famosi illegittimi o naturali, cioè quelli di i figli di coppie non sposate. Quindi tutti i figli con questa legge avevano raggiunto uno stesso status giuridico. E in questa legge si è sancito il precipuo interesse del minore a scapito o comunque venendo prima con priorità assoluta sui diritti dei 2 adulti. Ecco, questo è molto 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 importante. Allora, questa spinta alla bigenitorialità è apprezzabile nella misura in cui difende o sostiene, preferisco questa parola, la paternità, e lo fa tanto nei diritti quanto nei doveri. Attenzione, perché si parla sempre di diritti ma mai di doveri. I doveri attengono alla responsabilità che deve essere di entrambi i genitori verso il figlio con massima attenzione, ma anche verso l'altro genitore. Ecco, quindi bisogna anche sottolineare questo aspetto della responsabilità.
Allora, nei casi di separazione, qui casca l'asino della legge, perché la legge rischia di essere teorica, tutte le leggi rischiano di essere teorica se il legislatore non conosce bene dal di dentro la materia. Quindi bisognerebbe mettere a fare queste leggi, a scrivere questi testi, un tecnico oppure una persona comunque che non è solo un politico, ma è qualcuno che si interessa professionalmente di questo ambito. Allora, come la dottoressa Terragni per l'appunto. Allora, nei casi di separazione, dicevo, l'altro genitore molto facilmente, per il 90% dei casi, diventa un soggetto di rivalsa a prescindere dalla tutela del figlio. Io dico i due che si prendono a bambinate, cioè è molto facile utilizzare il bambino passando attraverso il diritto del bambino per legnare l'altro genitore che ci ha deluso, che ci ha tradito, che ci ha fatto le corna, che ci ha trascurato, che non ci ha amato e che alla fine ha chiesto la separazione, perché la separazione e il divorzio sono ancora, grazie a Dio, richiedibili anche da un solo soggetto all'interno della coppia, per fortuna. Però attenzione appunto che non si trasformi in una lotta tra i due genitori, che va sempre, sempre, sempre a scapito della tutela del bambino, perché i due genitori travalicano, sono presi dalla rabbia, sono presi dalla frustrazione, sono presi dall'odio e l'unico obiettivo che hanno è prendersela, rivalersi, e questo è molto maschile come atteggiamento, perché la madre in presenza di bambini si sposta e si inclina ma fino all'autolesionismo verso la difesa del bambino. Ecco, il padre invece si deresponsabilizza dal punto di vista genitoriale e molto spesso tutti i suoi sforzi sono tesi a rivalersi sulla donna che lo ha lasciato. Adesso io parlo in questi termini, ma chiaramente non è una casistica che si può contabilizzare. Ho visto molto spesso questi comportamenti. Allora, nel nuovo DDL sull'affidamento congiunto, entrambi hanno lo stesso identico potere decisionale, oltre che ovviamente il medesimo diritto a far parte della vita dei propri bambini. E dice testualmente: tutte le decisioni rilevanti per il minore devono essere prese di comune accordo. Ma io qua ci ho messo un punto esclamativo grande come una casa, toccando tutti gli aspetti della sua crescita, dall'educazione alla salute all'istruzione. Ma appunto, punto esclamativo o punto di domanda significa che questi due genitori si amano alla follia se riescono a prendere tutte le decisioni rilevanti in modo di comune accordo. Allora perché si sono separati questi due? Non è così. Nella realtà nulla diventa più preso di comune accordo, tutto diventa difficile, tutto viene ostacolato, tutto prende due strade divergenti. Nel momento in cui due si separano, tutto diventa ancora più divergente, tutto diventa intriso di irritazione, di antipatia, di desiderio di non vedere più l'altra persona. Questo è il caso più comune. Poi se invece due si separano consapevolmente tra gli abbracci e i baci, siamo tutti felici e contenti naturalmente, e l'invito a tutti è a fare così. Perché non dimentichiamoci che l'affido condiviso, anche se questo è un termine giuridico, però è la regola di tutte le coppie, che siano sposate o che siano conviventi, hanno un naturale affidamento condiviso e congiunto dei bambini. Ecco, però è quasi matematicamente impossibile, come invece dice questa proposta di legge, che quando si separano la stessa modalità deve venire mantenuta. Questo diventa impossibile e soprattutto va a recare, cioè sottovalutare le differenze che si vengono a creare e le divergenze che si acuiscono ancora di più in caso di separazione, e sottovalutare questo vuol dire arrecare un grave pregiudizio al minore e al accordo precario che può essersi creato a fatica tra i due separandi o separati. Quindi
Allora, poi ci sono i casi di affido esclusivo, che quindi è contemplato come caso strano, in cui uno dei due genitori non può, non sa, non vuole agire nell'interesse dei figli, allora il giudice delega maggiori poteri all'altro, sancendo un affido esclusivo o super esclusivo addirittura. Attenzione poi a non confondere l'affidamento con il collocamento. Il collocamento riguarda il domicilio o la residenza della prole. Appunto, in caso di bigenitorialità vuol dire che il bambino sta una settimana da uno, una settimana dall'altro. Invece il diritto di visita, che è sacrosanto per continuare ad avere un rapporto stabile di entrambi i genitori con i bambini, è ancora un'altra cosa. Allora, il diritto di visita vuol dire non condividere alla pari il tempo figli, ma con una prevalenza di sede, di casa di uno dei due genitori stabilita dal giudice, e l'altro genitore che si reca a visitare anche con continuità i bambini. Ecco. A volte questo è stabilisce una residenza prevalente, a volte stabilisce invece, appunto, come abbiamo detto poco fa, un affido o una residenza condivisa, congiunta. Ecco, anche qua però bisogna stare molto attenti, perché quando il genitore non prevalente, diciamo così, si reca a far visita, come facciamo a sapere se questo si reca con rispetto, non in orari da dar fastidio, non continuativamente, in modo da rovinare anche la vita privata del genitore collocatario, del genitore prevalente? Cioè, non è che quell'altro può aprire con le chiavi di casa da altri e arrivare a mezzanotte. Cioè, ci sono casi anche di questa invasione di campo che non è normata e che diventa eccessiva, diventa fastidiosa, diventa mortificante. Il genitore che ha in prevalenza i bambini non è più messo in condizioni di avere una vita privata, per esempio. Quindi attenzione anche a questo diritto di visita, che non deve essere un diritto di sopraffazione, ecco, diciamola così. Quindi bisogna che i giudici siano attenti a stabilire regole su giorni, diritti, doveri di entrambi i genitori, di entrambi. Allora, abbiamo ancora qualche minuto, Sveva, posso proseguire oppure Sì, allora, Francesca, ancora un paio di minuti al abbiamo massimo. ancora un paio di minuti, qua il discorso è veramente molto lungo, ma qui ho gli appunti, scusate. Ehm, ma insomma, diciamo che l'invito, per concludere, ma è lungo, ma fa niente, il fine della riforma qual è? A parte che tante cose erano già stabilite in precedenza, c'era semplicemente con le leggi precedenti un lieve, ma dico lieve, sbilanciamento verso le madri, che io, forse da mamma, forse da donna, forse da esperta di questo campo, ritengo di dover continuare a sostenere, perché nelle separazioni le donne sono molto penalizzate, hanno un carico da 90, perché solo uscire di casa al mattino e vestire i bambini per portarli all'asilo, nido o a scuola è un impegno notevole, solo questo. In più queste donne lavorano, non hanno un minuto libero per sé, perché veramente sono oblate al crescere i bambini, spesso anche con sensi di colpa, spesso poi non hanno il sostegno dei nonni, hanno dei costi notevoli. Per poter, per esempio, garantire ai bambini la continuità della residenza nella casa coniugale, che magari era grande, per poter tenere tutti quanti, tutta la famiglia. Questo è un costo. Magari il papà cambia casa, va in una casa piccola,
quindi con un costo minore. Le donne hanno degli stipendi inferiori, noi lo sappiamo bene, a parità di mansione lavorativa in un'azienda. Per cui ecco, starei molto attenta a sbilanciare la legge, non dico sui diritti dei padri, perché naturalmente anche loro ne hanno e non c'è bambino che non voglia crescere sereno e felice con il suo papà, per cui io per prima sostengo i papà, ma attenzione a non dare troppo spazio ai papà sottovalutando il carico di responsabilità e di impegno che è veramente spesso insormontabile, che è a carico delle mamme nei primi anni di vita soprattutto. Quindi il legislatore faccia per favore, è un appello, adesso dobbiamo chiudere, il legislatore faccia ampissima riflessione sulla differenziazione delle età evolutive del bambino, i primi 3 anni e gli altri anni successivi. Bene, io mi taccio, saluto tutti caramente, vi do appuntamento a Largo ai Bambini giovedì prossima con me, Francesca Corbella. Avete ascoltato Largo ai Bambini,